Buonasera, l'emergenza e la paura più che altro coronavirus, visto che di emergenza in Italia non si può ancora parlare, è indubbiamente un'emergenza che si muove anche sul settore della psicosi e mette in difficoltà anche quegli imprenditori cinesi, ma che di fatto ormai sono praticamente italiani e che vivono, come in questo caso, da 33 anni nel nostro paese. Via Marsala, pieno centro storico. È molto noto questo ristorante gestito da una coppia che ama definirsi un po' cinese e un po' padovana. Paolo e Arcobaleno a Padova vivono dal 1987, dopo 10 anni passati a Trieste. Lo Shanghai è un ristorante molto conosciuto. Il proprietario, Paolo, un punto di riferimento per la comunità cinese in città. Il coronavirus ha quasi svuotato la sala, racconta Arcobaleno. Il marito non c'è, è in Cina. Sì, mio marito Paolo in questo momento sta in Cina, non si può neanche tornare in Italia perché c'era problema di famiglia e papà è sempre peggiorato, non stava bene, adesso sta male, ancora peggio e poi anche il volo cancellato per il momento e sta in Cina, però lui è abbastanza tranquillo. Dov'è in questo momento esattamente? Noi siamo provincia di Zhejiang e distretto di Xinjiang. È lontano da Wuhan, racconta circa 700-800 km, ma tutte le città sono fantasma in questo momento in Cina e intanto si fanno i conti con le difficoltà qui. Il ristorante cinese purtroppo è un calo di lavoro per problema di psicosi. La gente ha quindi paura. Sì, penso anche normale avere questa preoccupazione. Psicosi la chiama Arcobaleno, che ci spiega come nel ristorante usino solo prodotti italiani freschi, ma non c'è solo paura in città. Però in questo momento io vorrei anche ringraziare tutti i clienti, amici, sono venuti, in questo momento è più difficile, sono venuti a trovarmi, a abbracciarmi, io mi sono emozionata tantissimo, voglio ringraziare tantissimo del loro sostegno e solidarietà. La signora è di fatto una piccola istituzione per Padova, conoscono praticamente tutti, però insomma la vicenda va ben oltre quelle che sono le conoscenze personali, anche a volte le competenze degli stessi esperti, insomma stanno cercando loro stessi la quadra, mentre la donna ricoverata a Verona risulta negativa al test, il governatore Zaia chiede indicazioni per quanto riguarda l'isolamento volontario. Sarebbe vittima di una normale sindrome influenzale la donna ricoverata a Verona per accertamenti dopo aver accusato sintomi febbrili. Lo rivela il test effettuato al Dipartimento Malattie Infettive del Policlinico di Verona, che è risultato negativo. La donna dovrebbe essere dimessa a breve. Resta però alta l'attenzione nella nostra regione. L'attenzione è alta e che sono in attivo tutte le misure necessarie appunto per far sì che ci siano i livelli di sicurezza garantiti. Mentre arriva precisa richiesta al MIUR da parte del governatore Zaia, visto e considerato che la circolare ministeriale ancora non prevede il tema della quarantena di 14 giorni per studenti e bambini, ha detto il governatore, ci sia quantomeno un'indicazione prudenziale e cautelativa per l'isolamento volontario, anche sulla base della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità all'interno del report del 1 febbraio 2020. Vista la circolare, vista i contenuti della circolare che parlano appunto delle persone provenienti dalle zone affette, che parlano appunto dei studenti ma anche dei bambini, servizi educativi e quant'altro, si chiedeva di valutare anche eventuali altre azioni come quella appunto in maniera cautelativa, precauzionale, quindi proprio nell'ottica di alzare l'asticella, di prevedere anche questi 14 giorni. Siamo in attesa di capire cosa succederà e come se ci sarà un pronunciamento in questo senso. Parliamo delle baby gang perché è un fenomeno che ha interessato molto Venezia e il veneziano, non solo il centro storico ma anche la terraferma in questi mesi. Sentiamo il prefetto. Genitori extracomunitari che hanno il lavoro, sono in regola, hanno un permesso per lungo soggiornanti
o addirittura stanno acquisendo la cittadinanza italiana, ma per vari motivi, soprattutto perché stanno al lavoro dalla mattina alla sera, hanno abbandonato i figli. Si può pensare soltanto di aiutarli, si può pensare soltanto a politiche attive di incontro, di aiuto. Sì, certo, si deve fare anche questo, ma a mio avviso bisognerebbe avere la possibilità anche di minacciarle, tra virgolette, queste persone, di dire loro: guarda che il permesso di soggiorno io te lo mantengo, ma finché tu fai i tuoi doveri di padre e di genitore, perché se tu abbandoni i tuoi figli e li riduci in questo stato, io posso anche pensare di ritirartelo quel permesso di soggiorno, ti faccio perdere il lavoro, ti costringo a pensare a quello che stai facendo. Ecco, abbiamo sentito quindi la richiesta di azioni anche attive contro quei genitori che non si curano dei propri figli e che magari appunto permettono loro di potersi così formare in baby gang, siano queste provvisorie o più strutturate. Insomma, i genitori hanno responsabilità sui figli e che queste responsabilità pesino. Parliamo invece di uno schianto mortale all'altezza di Portogruaro, ha perso la vita un 38enne di Loria. Era partito all'alba alla guida del furgone per il giro di consegne nel Pordenonese come faceva ogni mercoledì, ma a Valvasone, dove era diretto, non è mai arrivato. Luca Fochesato, 38 anni, residente a Castione di Loria, è morto in un terribile schianto in A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Il giovane era dipendente del salumificio Scapocchin di Legnaro e per l'azienda stava andando ad effettuare delle consegne in Friuli. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale. Dai primi accertamenti pare che il furgone condotto da Fochesato abbia tamponato violentemente il tir sloveno che lo precedeva, un impatto devastante che non ha lasciato scampo al giovane morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del SUEM che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Luca Fochesato, nativo di Montecchio Maggiore nel Vicentino, abitava da qualche anno a Castione di Loria, dove si era trasferito dal vicino comune di Castello di Godego. Ultimamente, per essere più vicino alla sede di lavoro, aveva trovato un alloggio nel Padovano. La notizia della tragedia ha suscitato cordoglio in paese e tra i colleghi di lavoro, dove Fochesato si era fatto apprezzare sul piano professionale ed umano. Era un dipendente modello, dice la titolare tra le lacrime, mai una multa, mai un'infrazione, sempre puntuale e preciso nel lavoro. La nostra è una ditta familiare, continua, e Luca era uno di noi. La sua improvvisa scomparsa è un colpo grandissimo. Fochesato, oltre al lavoro, aveva la passione della cucina e del canto. Sconvolti i compagni del coro di cui faceva parte, il Movie Chorus di Rubano e Busiago, avevano anche cantato lo scorso Natale a Roma in Vaticano per il Papa e domenica prossima avrebbero dovuto esibirsi per l'opening del Carnevale di Venezia con un concerto in Piazza Ferretto. Luca Fochesato lascia i genitori, la sorella e una nipote. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Naturalmente Loria e non l'accento che mi è venuto nel lancio del servizio, chiedo scusa naturalmente. Parliamo di infiltrazioni mafiose in Veneto, in particolare di collegamenti con l''ndrangheta, udienza preliminare per l'operazione Camaleonte che vede ben 38 persone che hanno chiesto di essere giudicate con rito abbreviato. Sono 38 gli imputati del maxi processo contro le infiltrazioni 'ndranghetiste nel nostro territorio che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato. Nell'aula bunker di Mestre si è svolta l'udienza preliminare dedicata alla discussione delle difese del processo Camaleonte, in cui sono imputate 54 persone per vari reati connessi a favoreggiamento mafioso dell''ndrangheta in Veneto. Un sistema di estorsione e riciclaggio scardinato dai carabinieri che vedeva ai vertici il clan della famiglia Bolognino, Sergio, Michele e Francesco, vicini alla cosca del Grande Aracri. I tre si erano stabiliti da anni a Rosà nel Bassanese ed erano diventati soci della ditta GS Scaffalature di Galliera Veneta. Dall'aggressione al titolare di quell'azienda era iniziata l'indagine che aveva portato alla luce il sistema di false fatturazioni per riciclare denaro e le minacce e le intimidazioni a degli imprenditori veneti. Dei 54 imputati, dunque, 4 hanno avanzato ipotesi di patteggiamento, condizionato comunque alla rifusione del fisco per quanto sottratto con le false fatture.
38 invece hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato. La sentenza è attesa per il 18 febbraio, giorno in cui il giudice deciderà l'accoglimento dei riti alternativi e si esprimerà sui rinvii a giudizio. Per chi verrà ammesso all'abbreviato, l'udienza di discussione si terrà a maggio. Decine gli imprenditori intimiditi da questo sistema, pochissimi però quelli che si sono costituiti parte civile. Ci fermiamo per una pausa, poi altre notizie dal Veneto. Si tratta di un'azione specifica di supporto al ricollocamento professionale. Stiamo parlando della vertenza Safilo, è quello che si chiama outplacement in termini. Una outplacement da attuarsi immediatamente, ed è stato annunciato questo dall'assessore Veneto al lavoro Elena Donaziana, appunto in relazione alla vertenza dell'importante azienda di occhiali. Non disperderemo il capitale umano formato negli anni in un'azienda leader del mercato, afferma Donazzani in una nota, e siamo pronti a intervenire per accompagnare eventuali esuberi. Venerdì 21 febbraio inoltre si riunirà a Longarona il gruppo di lavoro sul Made in Italy nel settore dell'occhialeria, con il coinvolgimento di docenti universitari e di riferenti del sindacato delle imprese. A seguito degli stati generali sull'occhialeria, dice la Donazzan, una di queste è l'esigenza di affrontare il tema del Made in Italy nel campo della produzione, della reputazione, della penetrazione dei mercati e del quadro normativo di riferimento. E parliamo invece della vicenda di Mohamed, quindi il caso Samira, scomparsa da oltre 3 mesi. Mohamed è indagato per omicidio, il suo avvocato ha comunque chiesto la scarcerazione. Ha chiesto la scarcerazione per il suo assistito. Lunedì Daniele Pizzi ha depositato l'istanza al Tribunale del riesame per chiedere che Mohamed Barbri esca dal carcere, nonostante sia accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Il legale del marito di Samira, la donna marocchina scomparsa da Stanghella lo scorso 21 ottobre, dopo l'ultimo incontro in carcere con il suo assistito, ha analizzato tutti gli elementi e ha deciso per l'istanza di scarcerazione. L'avvocato sostiene che sia doveroso sottolineare il fatto che Mohamed si sia allontanato dall'Italia non per scappare all'arresto, visto che su di lui non pendeva alcun provvedimento restrittivo. L'uomo è arrivato in Spagna perché aveva con sé i documenti che non gli erano mai stati ritirati e ha sempre sostenuto di essersi recato a Madrid per cercare Samira. Consentire a Mohamed di allontanarsi e poi arrestarlo dopo che lo ha fatto è come dare una caramella ad un bambino e poi sgridarlo dopo che l'ha mangiata, spiega il legale al quotidiano Il Gazzettino. Barbri, inoltre, appena rientrato in Italia durante l'interrogatorio di garanzia, aveva consegnato al giudice un biglietto di rientro già acquistato da qualche giorno. Elementi che hanno convinto Pizzi ad inviare il ricorso al Tribunale del riesame di Venezia per ottenere la scarcerazione di Mohamed ed eventualmente un'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, come il divieto di espatrio, oppure l'obbligo di dimora o l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria o gli arresti domiciliari. I piccoli comuni convocano i consigli comunali, magari a molto tempo di distanza l'uno dall'altro. I comuni grandi invece chiaramente li tengono almeno una volta al mese, insomma, per poter discutere le tante questioni. Allora qui è da stabilire se il comune di Bassano, che un tempo voleva fare direttamente provincia, è un piccolo comune e quindi dà i suoi consigli comunali una volta ogni 3 mesi, oppure no. Pensate che il prossimo consiglio comunale è a marzo, a 73 giorni dalla convocazione del precedente. Natale, Capodanno, Epifania e poi San Valentino, Carnevale, mercoledì delle Ceneri. Tutte le feste il Consiglio Comunale di Bassano si porta via, nel senso che fra una seduta dell'Assemblea cittadina e l'altra passeranno 73 giorni. Calendario alla mano dalla riunione ordinaria del 23 dicembre fino alla prossima seduta fissata per il 5 marzo. Sono quasi 2 mesi e mezzo senza che maggioranza e minoranza si riuniscano per parlare e decretare sulle necessità della città. Questa scelta da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco Elena Pavan si innesta inoltre su una media di consigli comunali che molti in città ritengono decisamente bassa. Una media, dicevamo, di 6 consigli su 9 mesi di giunta Pavan per un nuovo corso inaugurato neanche un anno fa sotto il bandierone sventolante del Si Cambia. Vabbè, ma si fa così, dirà qualcuno.
E allora si va a spulciare quanto avvenuto con la precedente amministrazione e si scopre che nell'era Poletto la media era di un consiglio al mese, agosto escluso. E chi mastica di politica e municipio fa sommessamente notare che, oltretutto, nel primo anno di amministrazione le cose da fare sono o sarebbero davvero tante. Ma tant'è, per vedere una nuova riunione del Consiglio cittadino bisognerà aspettare l'arrivo del mese di marzo, forse perché con l'avvicinarsi della primavera anche la democrazia fiorisce con più vigore, o forse no? Le minoranze del Consiglio regionale Veneto chiedono che si tenga una riunione di emergenza per la vicenda drammatica per gli agricoltori della cimice asiatica. Un consiglio regionale straordinario per tracciare una strategia contro la cimice asiatica. E questa è la proposta che PD, Leu e 5 Stelle lanciano alla regione perché si affronti in modo decisivo l'emergenza rappresentata dal parassita, un vero e proprio flagello per l'agricoltura veneto. Il Consiglio regionale Veneto raccoglie il grido di rabbia lanciato dalle associazioni di categoria agricole durante la fiera di settore di Verona. Parliamo di oltre 200 milioni di danni alla frutticoltura e ad altre colture. C'è bisogno di un'azione molto forte di contrasto a questa cimice e c'è bisogno di cominciare a studiare quali saranno le ricadute dei cambiamenti climatici sull'agricoltura del Veneto. In altre regioni lo stanno già facendo e quindi anche su questo fronte va bene contrastare e di più la cimice asiatica, ma bisogna prepararsi a quello che potrà succedere in futuro. Il tema dei cambiamenti climatici è legato a doppio filo con quello della proliferazione dei parassiti, compresa la cimice asiatica. Allo stesso tempo, questa situazione climatica in continua evoluzione andrebbe a colpire altre specie di insetti, che potrebbero invece rivelarsi determinanti per combattere in modo naturale l'invasione delle cimici. Si parla di 160 milioni e circa 8.000 aziende colpite da diversi settori, in particolar modo la frutticoltura, ma anche altri settori. In questo la Regione deve assolutamente stare accanto a questi agricoltori per quanto riguarda la partita del sostegno economico per ristorare i danni, ma soprattutto andare a capire le cause, e tra una delle cause principali c'è la questione dei cambiamenti climatici che spesso qui in Consiglio viene trascurato o derisa. Dal punto di vista pratico, come vi state organizzando? Cioè, cosa presenterete in aula? Presenteremo che ci sia durante il Consiglio straordinario che venga fatto uno studio per capire l'impatto dei cambiamenti climatici, come ha inciso su questo tema in Veneto. Parliamo del commercio che soffre nei centri storici delle città, le stiamo un po' percorrendo tutte, da Treviso a Padova a Bassano, e adesso guardiamo Vicenza. Commercio a Vicenza, continua la crisi, il saldo tra chi apre e chi chiude è negativo, il centro storico langue, poco passaggio, il venir meno di molti uffici, la questione parcheggi. Il centro, se riuscissero a renderlo un po' più appetibile come parcheggi, cioè bisogna venire in centro e bisogna che si riesca a venire facilmente. Questo aiuterebbe, sono sicura, il commercio, pur esistendo le vendite online e tutto quello che segue. Già, l'altra grande questione sono le vendite via internet. I grandi colossi della distribuzione online si stanno mangiando una grande fetta di mercato. L'online è un altro grosso problema perché non capiscono che comunque il negozio cioè tocchi la cosa, la vedi, purtroppo vengono, fotografano e poi acquistano, ecco, cosa bruttissima. I tempi sono abbastanza duretti, sì. L'online aiuta molto a non muoversi di casa. Negozianti da generazioni che, visto l'andamento, gettano la spugna e come loro anche altri. Dopo tanti anni, perché noi siamo 3 generazioni di commercianti, a malincuore ho dovuto chiudere perché purtroppo ormai la gente viaggia su online, sui centri commerciali. Centri commerciali sempre più attrezzati e comodi da raggiungere, mentre il centro storico si chiude anche per gli affitti diventati troppo cari. Si parla di 13.000 euro al mese. Negozi sfitti che non riescono a riconvertirsi e così le saracinesche rimangono abbassate per mesi e poi anni. Per non parlare delle svendite, le promozioni, i saldi, il Black Friday di importazione americana ormai diventati permanenti. Bisognerebbe annullare le vendite promozionali oppure limitarle in un periodo di tempo al di fuori della stagione, in modo che il commerciante possa fare le sue vendite, poi fare una svendita in un piccolo periodo e poi continuare, perché ormai il tempo se no del commercio non esiste più.
Parlavo prima, nella seconda parte del giornale, di Elena Donazzan, l'assessore al lavoro della regione, che appunto stava parlando di Safilo. È arrivata poi in seguito la notizia che entro il 30 giugno la Safilo chiuderà l'impianto di Martignacco, quello in provincia di Udine. È stato stabilito nell'incontro che si è tenuto oggi a Padova, nella sede di Assindustria, quale sostegno al reddito dei 250 lavoratori coinvolti. La proprietà ha proposto la cassa integrazione straordinaria. E parliamo della vicenda ultima che vede coinvolto Oliviero Toscani. Mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani. Questa è la posizione di Alessandro Benetton sulla polemica delle frasi del fotografo alla trasmissione radio Rai Un giorno da pecora sul tema del ponte Morandi di Genova. Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola, aveva detto durante il dibattito Toscani, scatenando una bufera. Ho scelto quasi 30 anni fa di essere un imprenditore indipendente, dice Alessandro Benetton, ho quindi scelto di non commentare mai su attività che non mi riguardassero. Sicuramente in questo caso invece mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani. Anche sul fronte sardine non vogliamo più che si strumentalizzi questa storia. Noi abbiamo ammesso il nostro errore ed avevamo chiarito il motivo della nostra visita. Ora chiediamo a Oliviero Toscani e Luciano Benetton di non strumentalizzare ulteriormente più questa vicenda. Insomma, le sardine sembra che abbiano toccato una specie di reticolato elettrico. Da ultimo la precisazione dello stesso Toscani: in queste ore mi dispiace che parole estrapolate e confuse possano far pensare a una follia come quella che a me non interessi nulla di quello che è accaduto al ponte Morandi. Invece parliamo del giorno di ricordo. Il 10 di febbraio è il giorno dedicato al ricordo dell'esodo giuliano dalmata. C'è forse... Veneziani e veneti, informatevi sulle foibe e sull'esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia. Lo scopo della giornata nazionale del ricordo, il 10 febbraio, è soprattutto questo. I numeri purtroppo non sono ancora noti. Ci sono alcune riviste, alcune pubblicazioni, alcuni cosi storici che fanno passare dagli 8 ai 12.000, altri parlano di 20.000. Purtroppo proprio per la natura di questi infami delitti non è possibile dire quanti possono essere. Noi stimiamo circa 10-12.000. Nella memoria della giornata del 10 febbraio questa cosa viene ricordata a tutti i livelli istituzionali, quindi le istituzioni sono vicine a noi in questo particolare momento. Una pagina dolorosissima costellata di infami delitti e di inconsolabili addii a quella terra natia che fu latina, veneziana e italiana, l'Istria. Le principali cerimonie cittadine di ricordo si svolgeranno sabato 8 febbraio al Duomo di Mestre con la messa del ricordo alle 18.30 e lunedì 10 alle 11 in Piazzale Martiri delle Foibe a Marghera con la deposizione della corona d'alloro accompagnata dal coro degli studenti dell'Istituto Comprensivo Grimani. Sempre lunedì alle 18 al Teatro Momo di Mestre la lettura scenica La Foiba del Silenzio. Furono 350.000 gli esuli, a Venezia ne passarono forse 30.000. Dalle 6 alle 8.000 persone si fermarono a Venezia e dintorni. Dopo 3 generazioni oggi potrebbero essere 2 o 3.000. Verso di loro l'Italia ha un debito morale, evidenzia Millic. È il debito della conoscenza. Noi non siamo una popolazione bellicosa, non siamo dei revanscisti, non vogliamo niente e tantomeno vogliamo essere equiparati a qualche movimenti che vogliono rivendicazioni, però vorremmo che esistesse una conoscenza storica. E abbiamo, per continuare a essere italiani, abbiamo dovuto rinunciare alla nostra terra, alle nostre abitudini, soprattutto alla nostra vita sociale, che è una cosa che era un unicum. Sul piano storico le scuole hanno per lungo tempo, i libri di storia hanno ignorato il nostro sacrificio. Parole serie e veramente condivisibili, quelle che abbiamo appena sentito, molto equilibrate e molto vere. Ci fermiamo per una pausa, poi facciamo in tempo anche a dare un'occhiata ai festeggiamenti del Carnevale.